Un benvenuto a tutti, a chi ci segue da remoto e a chi è presente in sala. Un benvenuto a Edda Fogarollo, presidente dell'Associazione Cristiani per Israele Italia, di cui è stata fondatrice una decina di anni or sono. Laureata in studi storici e politici presso l'Università di Scienze Politiche di Padova, ha conseguito il Master internazionale sulla didattica e storia della Shoah presso l'Università degli Studi di Roma, con una tesi su Ahi Amin al-Husseini, Gran Mufti di Gerusalemme, e la geopolitica del Medio Oriente durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo percorso di studi si è quindi sviluppato a livello internazionale tra Berlino e Parigi e in Israele nella Scuola Internazionale dello Yad Vashem. Oggi Edda Fogarollo è qui per presentarci il suo volume, spero mi perdonerete per la pronuncia, Memorie di Lucy Calica, Odessa, vicolo Avicinikovsky, 7, che parla di 820 giorni vissuti in una cantina segreta sotto il pavimento di una cucina di un piccolo appartamento a Odessa. È una testimonianza drammatica della Shoah e, al pari di tutte le memorie della Shoah, libri, memoriali, musei, video e immagini di Auschwitz e di ogni campo di sterminio, ci presenta quotidianamente il tema non dello sterminio, ma della responsabilità umana. Ci parla dei confini incerti e gravi della libertà. Ci pone una questione di responsabilità che interpella direttamente la libertà umana e la nostra coscienza. Questo libro, con il suo racconto, pone domande alla nostra coscienza, appunto. Ci parla del male che, con la soluzione finale voluta dai nazisti, secondo la felice nota intuizione dell'Arendt, cito testualmente, si era burocratizzato, divenendo vera e propria routine, lavoro quotidiano e amministrativo, ed esattamente entro questa banalità quotidiana il nazista ha saputo resistere a tutte le tentazioni della coscienza morale ordinaria, per trasformarsi in un freddo e preciso esecutore di un crimine di cui si era fatto in tutti i sensi complice, consapevole. Ecco, da una parte la banalità del male, dall'altra la lotta non banale, anzi, per sopravvivere, perché a ben vedere la possibilità di cadere nella banalità del male è molto più ampia di quanto non si pensi. Banalità del male è anche tacere, far finta di nulla davanti al male e alle sue vittime. Applichiamo la definizione della Arendt a fenomeno come le mafie, espressione emblematica di cultura di morte, di sfruttamento, di violenza brutta e insensata, e capiremo quanto siamo vulnerabili, quanto la Shoah può ancora insegnarci, soprattutto noi italiani, che non abbiamo mai fatto i conti fino in fondo con le aberrazioni delle leggi razziali, le deportazioni e l'assassinio degli ebrei. Ecco allora le parole di Helena Lowenthal, che assumono per noi tutti un valore straordinario. Se solo la si potesse dimenticare questa storia, non i suoi morti, che poi sono miei, ma la storia in sé, le leggi razziali, le persecuzioni, i treni con i deportati, le camere a gas, le torture, le fucilazioni di massa, le violenze assurde. Perché mai coltivarne la memoria se non per continuare a star male? Chiese la Lowenthal, aggiungendo poi: l'ebraismo è una cultura della vita, ha fede nella vita, non coltiva la morte. Ecco, dobbiamo leggere libri come questo di Edda Fogarollo, su Lucy Calica, per capire il contrasto tra la cultura della vita e la banalità del male, che può esplodere anche in insospettabili e retti cittadini quando si rendono complici, quando abbassano la guardia e mettono a dormire la loro coscienza. Lascio la parola alla collega Elisa Venturini, che ha voluto questo momento, un momento che attraverso la presentazione di questo libro è un invito a fare i conti con la nostra coscienza, la nostra storia e i nostri errori. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringraziamento al consigliere segretario Erika Baldin, collega che oggi ci onora con la sua presenza e rappresenta quindi l'ufficio di presidenza del nostro consiglio della regione del Veneto. In questa sede prestigiosa diamo così la possibilità di conoscere appieno un lavoro che è stato svolto dalla professoressa Edda Fogarollo. Dovete sapere che Edda è un'esperta, una grande conoscitrice di Shoah, e ho il piacere e la fortuna di conoscerla
e grazie a lei ci sono tanti momenti che ci permettono di entrare in questo argomento, in questa materia, nella conoscenza storica, e per questo va il nostro profondo ringraziamento, perché la sua passione, il suo studio, la sua conoscenza viene condivisa con noi, e questo dà la dimostrazione di come quando si ha l'opportunità di sapere, di conoscere, il bello di una persona appassionata è quello che poi permette di condividere quanto viene conosciuto. E per questo appunto noi diamo questa opportunità ad Edda di essere qui con noi oggi in questa sede prestigiosa, perché riteniamo che tutto il suo lavoro debba essere valorizzato per conoscere quello che è successo nel passato e nella storia, che fa parte della nostra storia, e in questo caso viene riproposta la figura di una ragazza ucraina, e ancora Edda ritorna all'Ucraina. Ci ha già dato l'opportunità di incontrare un sopravvissuto, il professor Boris Zabarko, che è stato qui con noi ospite, ci ha raccontato la sua esperienza di ebreo in Ucraina, che appunto ha subito anche lui la Shoah, e ancora oggi ritroviamo una figura ucraina che ha raccontato la sua storia, che è stata poi raccolta da Edda, e questo per dimostrare come poi questi corsi e ricorsi che sono importanti e che quindi rientrano in percorsi che possono e anzi sicuramente ci trasmettono dei messaggi profondi. E allora io lascerei la parola alla professoressa Edda Fogarollo per entrare nel vivo e per conoscere appieno. Oggi ho avuto piacere appunto di ascoltare nella presentazione, e devo dire che è un invito alla lettura molto entusiasmante quello che fa Edda, perché riesce comunque a rappresentare anche le realtà più tristi nella maniera anche più accattivante, nel senso che permette proprio di entrare nella storia, di conoscerla, di comprenderla e di essere proprio lì nel viverla. Quindi grazie per questo di cuore, e saluto anche un nostro collega che è qui con noi, che è Stefano Giacomin, per dire che il Consiglio regionale del Veneto è qui presente oggi. Grazie consigliera Elisa Venturini, grazie per la presidenza consigliera Enrica Baldin. Grazie a tutti voi, grazie alla Regione Veneto, che possiamo dare voce a queste persone che non sono più qui, ma che attraverso i loro libri noi possiamo ancora farle rivivere e trasmettere ciò che hanno vissuto, affinché la memoria non si cancelli, perché c'è proprio questo tentativo di cancellare quella che è la memoria e dimenticare. Ho pensato proprio di dare voce alle persone, ai sopravvissuti all'olocausto dell'Ucraina, proprio perché è una storia poco conosciuta, la Shoah in Ucraina, per vari motivi. Sappiamo come è iniziato, vorrei fare una piccola premessa storica per far comprendere come l'Ucraina ha vissuto la Shoah in una maniera così drammatica, perché dopo l'intesa che c'è stata con la Russia, con Stalin e Hitler, famosi accordi Molotov-Ribbentrop del 1939, in cui si è pattuito questo accordo di non aggressività durante l'occupazione della Polonia, solamente 2 anni dopo, nemmeno 2 anni dopo, nel mese di giugno del 1941, Hitler e il suo esercito decidono di invadere la Polonia dell'Est e tutta l'area dell'Est dell'Europa, nonostante il patto. Quindi viene rotto un patto. Che cosa succede? Questi territori dell'Est non se l'aspettavano, perché questo patto di non belligeranza, di non aggressività, aveva messo un po' in tranquillità gli ebrei che erano fuggiti dalla Polonia dell'Ovest, erano fuggiti verso la Polonia dell'Est, perché apparteneva, da questo patto apparteneva a un controllo sovietico, a un controllo della Russia, dove non veniva applicata la distruzione degli ebrei, dove non c'era il genocidio. Quindi
Con la rottura di questo patto, gli ebrei sono trovati doppiamente, fuggiti poco meno di 2 anni prima, sono trovati nuovamente cacciati e la storia dell'Europa dell'Est è stata per molti anni nascosta a causa della cortina di ferro, a causa del comunismo che non ha permesso entrare e fare ricerche di storia. Quindi anche le vittime della Shoah sono state tramandate alla storia come vittime di cittadinanza russa o cittadinanza sovietica, ma non ebrei. Anche i monumenti al primo tempo erano monumenti alla memoria russa, alla memoria della cittadinanza sovietica, ma non ebrei. Si è riusciti a ridare loro l'identità solamente dopo il crollo del muro di Berlino e l'apertura con Gorbaciov ai paesi dell'est. Difatti anche i memoriali hanno cambiato immagine, hanno ripreso a dare l'identità ebraica. Quindi abbiamo decenni di storia da conoscere, da imparare e da dare voce a queste persone. Ed è per questo che, come ha detto la consigliera Elisa Venturini, ho dedicato il tempo alla ricerca di questi testi, di queste storie di vita, storie che diventino storie viventi. Attraverso queste iniziative noi diamo vita alla memoria di persone che ora non ci sono più, ma che lasciamo un'eredità alle prossime generazioni di comprendere quello che è accaduto. Come ho conosciuto la storia di Lucy Kalika? In uno dei tanti viaggi in Ucraina di volontariato della nostra associazione Cristiani per Israele, ho avuto modo di andare a Odessa. Odessa è questa terra meravigliosa sul Mar Nero che era un'area molto studiata da parte mia perché mi interessavo di Alia, del periodo in cui gli ebrei si imbarcavano dal Mar Nero, soprattutto dal porto di Odessa, e andavano in Palestina quando non c'era ancora lo Stato di Israele. E cercavano di andare in questo luogo, salvarsi dai pogrom, che c'erano queste pogrom, che erano queste violenze nei villaggi ebraici che venivano fatti durante il periodo degli zar e subito dopo anche durante il periodo dell'Unione Sovietica. Quindi Odessa per me ha sempre avuto un significato importante perché è stata fondata anche da un italiano, Joseph de Ribas, di origine spagnola ma da un italiano, e i vari monumenti di Odessa rappresentano l'italianità che per 100 anni ha marchiato la cultura odessita. Quindi ho detto voglio andare, il prossimo viaggio di volontariato, andare a Odessa, visitare questi luoghi, incontrare le persone di Odessa, incontrare gli ebrei di Odessa. A un certo punto eravamo davanti a un museo, un nostro collega di Cristiani per Israele Ucraina mi disse: qui ha vissuto, hai messo i piedi, ero lì nel vicolo che prende il titolo del libro, coi miei piedi quasi sopra la botola dove si è rifugiata Lucy Kalika. Mi ha detto: qui ha vissuto l'Anna Frank di Odessa, e non si ricordava il nome. Allora io ho detto: ma chi è? Dove troverò questo testo? Ho fatto mesi di ricerca, poi l'ho trovato in Israele perché Lucy Kalika, quando si è salvata dagli 820 giorni, cioè 27 mesi vissuti sottoterra, quando inizia questa storia? Lei ha 18 anni, si è appena diplomata, i suoi sogni è di fare medicina all'università, invece stanno arrivando i bombardamenti. Perché, per tornare a un fatto storico, dopo la rottura dell'alleanza con Stalin, Molotov-Ribbentrop, Stalin e Hitler, i due rappresentanti di questa alleanza del 1939, avanzano i carri armati tutto verso est. Quindi il territorio dell'Ucraina, che è stato un territorio di massima violenza, dove man mano che avanzavano i carri armati, man mano che avanzavano queste
questi fucili, perché la Shoah dell'Est è proprio, prende un nome diverso di quella dell'Ovest, si chiama la Shoah delle pallottole, a differenza di quella dell'Ovest fino alla mezza Polonia, che è la Shoah di campi di sterminio e delle camere a gas. La Shoah dell'Est invece prende il nome la Shoah delle pallottole, proprio così è stata nominata dagli storici e ricercatori, perché man mano, immaginatevi voi questo vasto territorio dell'Ucraina, molto pianeggiante, man mano che arrivavano i carri armati, e man mano facevano scavare, distruggevano questi villaggi di cultura Yiddish, della musica Yiddish, klezmer, quella musica molto ballabile con strumenti, clarinetti, fisarmoniche, questa musica che ancora sentendo ti viene la voglia di ballare, ma in realtà questa musica è la trasmissione della memoria di una cultura seppellita sottoterra. Che cosa succede? Avanzano i carri armati e man mano che distruggono i villaggi, li distruggevano a tappeto, li bruciavano, catturavano gli ebrei, facevano loro scavare delle fosse e poi li seppellivano. Come già in più incontri ho detto, ci sono testimonianze che i morti erano ancora vivi, ancora respiravano, quindi per giorni la terra si muoveva. Uno dei campi più brutti di testimonianza è quello di Babi Yar. Ma tornando a Odessa, che cosa succederà? La particolarità di Odessa, di questa violenza tremenda di Odessa, qual è? Che questo territorio viene dato, è considerato un territorio che viene ceduto alla Romania, perché la Romania, Antonescu, crea un'alleanza con Hitler. Quindi Hitler, grato alla Romania, che non si alleerà con la Russia man mano che il territorio verso l'est avanza, ma la Romania si alleerà con Hitler, concede a Antonescu questo territorio, Transnistria, che prende il nome proprio di Transnistria. Transnistria è il territorio in cui la Shoah viene condotta dalla Romania. E qui noi vediamo una storia drammatica, perché Odessa è la città di comando della Transnistria. Lì si trovano i vari comandanti della Transnistria e a Odessa ci sono anche i tedeschi. Se in altri territori c'erano solamente rumeni, che hanno applicato un'efferatezza simile a quella dell'esercito di Hitler, dei nazisti, simile, possiamo dire che anziché farli morire nelle camere a gas, venivano seppelliti, ma anziché farli morire immediatamente con le pallottole, venivano fatti morire di fame, oppure venivano chiusi in stalle, in cui erano stalle di animali, di maiali o di pecore, e lì prendevano il tifo, quindi bisognava bruciare le intere stalle. Quindi se da un lato la Romania applica la morte per fame o per tifo o per incendio, noi vedremo poi quando lei, Lucy Kalika, sta camminando nelle vie e vede una colonna di persone, per ritornare a lei, una colonna di persone, e dice: queste persone stanno andando verso una meta, un centro di raccolta, andiamo anche noi, dice alla sorella Riva, perché lei ha 18 anni, ha la sorella Riva che ha 20 anni e vive con la mamma. Una famiglia, il padre era già emigrato negli Stati Uniti durante l'Holodomor, la morte per fame, che era una carestia sintetica provocata da Stalin negli anni 30. Quindi la storia di questo territorio è molto colpito da varie vicende storiche. Negli anni 30 c'è la morte per fame in tutto un territorio dell'Ucraina, compresa Odessa, e questa botola, questo rifugio era servito alla mamma negli anni 30
per produrre e lavorare del cuoio per poi scambiare per una pagnotta di pane, perché la carestia sintetica è stata voluta proprio per impedire agli ucraini che non accettarono l'imposizione di Stalin di perdere i territori, le campagne, perché l'Ucraina è sempre stato il paniere, diciamo, dell'Est Europa e anche per l'Ovest Europa, quindi non volevano la collettivizzazione dei territori, delle campagne, volevano mantenere un controllo. Arriverà questa carestia sintetica provocata volutamente da Stalin, moriranno circa 6 milioni di ucraini per fame. Quindi c'è già questa piaga, dobbiamo considerare male su male che si aggiunge in questo territorio. C'è già questa piaga, la mamma di Kalika ha già lavorato in questa cantina, poi appena è terminata la carestia, lei ha lasciato lì tutti i pezzi di cuoio proprio per dimenticare. Avanza l'esercito tedesco assieme ai rumeni, Kalika lì che festeggia il diploma, contenta con tutti i suoi amici, arrivano i bombardamenti. 18 anni. Cosa dicono? Dove andiamo? Tanto che alcuni mesi successivi arriva l'ordine di andare nel ghetto di Slobodka. Nel mese di novembre e gennaio c'è proprio una diramazione dell'ordine, dicono andate tutti nel ghetto di Slobodka. Grazie a Dio che loro non andranno nel ghetto, perché la sorella dice andiamo sotto la cantina che la mamma ci ha ricordato di avere lavorato durante la carestia, aver lavorato dentro la cantina durante la carestia. Andiamo a ispezionare questa cantina, una botola di 70 per 70. Ma volevo ritornare alla frase iniziale, sto parlando troppo, posso proseguire? Volevo continuare con la frase iniziale. Siamo ai primi tempi dell'arrivo delle truppe e Kalika dice alla sorella uniamoci a questo gruppo che sta andando in un centro di raccolta. La sorella arriva, la prende per un braccio e dice non c'è la mamma, dove vai? Allora dice no, è vero, non c'è la mamma, allora torniamo, troviamo un posto dove nasconderci. Poi verranno portati in prigione, uscendo dalla prigione passeranno davanti a questo luogo di raccolta e sapete cos'era? Era un centro, una polveriera, un centro di raccolta di armi, nella quale quella coda interminabile di ebrei è finita tutta bruciata viva in questo centro, in questa raccolta, e circa 24.000 ebrei vengono bruciati vivi in questa polveriera per ordine dei rumeni. Si salva solo un ragazzo sedicenne che è morto credo 5 anni fa e ha testimoniato ovunque, lui ha visto morire bruciata la mamma, tutti i parenti sono stati raccolti, circondati e dato fuoco. Questa era la metodologia rumena di eliminare i nemici ebrei. Quindi Kalika si trova proprio, vogliamo dirlo, tra due fuochi, tra quello che lei vede passando di lì, e poi lo dice anche in una sua frase, lo voglio anche leggere perché è molto importante quello che lei dice, che passa lì davanti e dice questo. Più tardi nella prigione si sparse la voce che erano stati uccisi vicino a Odessa. Ci dissero anche che il 23 ottobre una grande colonna di ebrei aveva lasciato la prigione. La stessa colonna che Riva e io avevamo trovato vicino a Privos e alla quale avevamo pensato di unirci. La sorella le dice vieni. E poi dicono non c'è la mamma e poi dice tutti
tutti loro erano stati bruciati vivi in un capannone di legno vicino a Odessa. Neanche uno di quella colonna sopravvisse. Fu grazie a Riva che io non ero tra loro. In realtà poi questo ragazzo sedicenne, è sopravvissuto e ha potuto testimoniare ovunque ciò che era accaduto, altrimenti anche qui la memoria sarebbe stata seppellita. Ma ora, lì a Odessa, dove è avvenuto questo massacro, c'è una grande lapide con indicazione dei nomi, ma attorno sono state costruite delle belle villette. Noi cristiani per Israele proprio stiamo mappando i territori in Ucraina dove sono avvenuti questi genocidi, questi massacri, proprio perché venga data la giusta memoria. E molti nostri collaboratori lì in Ucraina hanno proprio fatto costruire dei monumenti, per ricordare, affinché il terreno non venga coperto con villettine e poi, come è successo in molti posti, in molti campi di concentramento, campi di sterminio. E noi stiamo cercando proprio con la nostra associazione di dare vita a questo. Tornando a Kalika. Prego. Ok. Tornando a Kalika, che cosa succede? Lei con la sorella e la mamma decidono di andare in questa botola, non al ghetto di Slobodka. Oltretutto è stata una decisione saggia, perché tutti quelli che erano andati nel ghetto di Slobodka sono morti. Quindi vanno in questa botola sottoterra, 70 per 70 per entrare, sono 6 metri per 3, quindi 18 metri, dove vivranno. Ma come vivranno? Senza vedere il sole per 27 mesi, senza uscire, senza potersi lavare, senza poter mangiare cose. I primi tempi hanno potuto scambiare delle cose, hanno portato giù in questa botola, ma appena vanno giù portano un tappeto per dormire sopra, lì c'era terra battuta. Ma questo tappeto si marcirà dopo poco, quindi poi devono anche liberare la botola dal tappeto. Poi si troveranno che altre persone andranno in questa botola proprio perché diventa l'unica via di salvezza, a differenza dei ghetti o di altri centri di raccolta, perché moriranno quasi tutti. Difatti la popolazione dell'Ucraina era il 30% degli abitanti, cioè un numero altissimo di ebrei, e scomparirà una quantità enorme. Come vivranno? Perché volete anche sapere come vivranno. Si accorderanno con 2 amiche che condividevano la casa, Elena e Olga. Sono riuscite le amiche ad avere dei passaporti finti, fingendo di non essere ebree ma essere caraite, un tipo di ebraismo tollerato dai nazisti, documenti falsi. Hanno prodotto questi documenti falsi e loro potevano vivere. Loro vanno da Elena e Olga e dalla loro mamma Miriam e gli dicono: guardate, noi staremo 1 settimana massimo perché abbiamo sentito che i partigiani stanno arrivando, basta solo che voi ci mettiate il divano sopra di noi, sopra la botola, e nessun problema, noi ci arrangiamo col cibo che abbiamo portato giù. Non si aspettavano di stare lì 27 mesi, quindi tutti i mesi, oltre questi 8, 10, 15 giorni, sono stati tutti mesi vissuti nella speranza di poter uscire vivi da quel posto, di poter vivere anche stando tutti quei giorni, quei mesi sottoterra. Voglio dire una cosa, sentiranno i passi continui anche dei vicini che vanno a rubare tutti i mobili e tra loro dicono: ma se portano via il divano, cosa succederà di noi? Quindi una vita vissuta sottoterra col fiato sospeso, con la speranza di farcela. Ma in tutto questo Kalika non ha mai perso la gioia e la speranza. Ha cercato di fare delle cose, delle piccole cose, di produrre, di fare per non stare lì, e ha incoraggiato gli altri abitanti della botola. A un certo punto erano anche in 8 persone in quel posto, dove non sapevano dove lavarsi, dove
avere le loro funzioni necessarie a un essere umano, ma si sono salvate. La cosa sorprendente è che hanno dovuto dimostrare dai testimoni che si sono salvate e che si sono nascoste lì. Nessun giornalista, dopo il 10 aprile del 42, credeva che delle vite umane potessero vivere così a lungo e salvarsi in quella botola. Grazie mille Edda, io la ringrazio a nome di tutto il Consiglio regionale, è stata una testimonianza straordinaria questa, ci ha riportato alla memoria fatti terribili della storia ed è giusto ricordarli per quelli che sono stati, con riflessi anche sull'odierno, quindi anche questo va considerato e la ringraziamo tantissimo, oltre per la passione con cui racconta questa storia inedita, ma anche per l'impegno nel ricostruire la verità e la storia. Grazie mille. Grazie molto. Ecco, un ringraziamento di cuore alla professoressa Fogarollo, perché la giornata della memoria non è una giornata, ma ci dà l'opportunità anche in più momenti, in più occasioni, di approfondire, di rivivere, di conoscere e in qualche maniera di appropriarci di quelli che sono i valori e gli ideali che dovrebbero sempre accompagnarci nella vita quotidiana, ed è soprattutto il rispetto che rappresenta per noi l'ideale, il valore fondamentale. Quindi grazie veramente di cuore per il tuo lavoro e la tua testimonianza. Grazie. Sono io che ringrazio il Consiglio, ringrazio la Presidenza, ringrazio la consigliera Elisa Venturini e ringrazio tutti voi. Grazie mille.